Le nostre maschere hanno un'origine antichissima, non c'è nessuna testimonianza scritta che racconti l'origine delle nostre maschere, ma oggi sono arrivate così come le vedete grazie agli anziani che le hanno tramandate di padre in figlio e grazie al lavoro di abili artigiani che hanno lasciato come testimonianza nel nostro museo delle maschere storiche degli anni 50 anni 60. Questa per esempio è di uno dei decani dei Mamutones, di zio Costantino Azzeni, che appunto ha realizzato questa maschera straordinaria nelle fattezze, nella lavorazione, mentre invece ne vediamo un'altra molto importante, ugualmente, di zio Kikumelis, una dei pochi esemplari che hanno i denti intagliati nel legno, oppure, vedete, praticamente ogni maschera veniva personalizzata dagli artigiani. Questa per esempio di zio Pollido Mercurio, una maschera che sembra piatta ma che è veramente comoda da indossare, una maschera che indossandola ti permette di guardare il mondo con gli occhi di una maschera.